A volte lo si sente sussurrare, a volte ti passa accanto e te ne accorgi solo per quella lieve brezza che lascia dietro a sé. È lui, il fantasma del castello, come nelle migliori tradizioni dei manieri antichi. Lo vedi sul balcone, ora sulla torretta, ma è un attimo, un soffio, e la rocca torna a risplendere del suo antico e immutato fascino. Nonostante il complesso venga spesso denominato castello, si tratta in realtà di una villa. L'aspetto esterno è riconducibile tuttavia a una costruzione fortificata. La Rocca Bernarda nasce in realtà come residenza di campagna inserita in una posizione paesaggistica esclusiva. La costruzione, peraltro, esprimeva un certo potere signorile, che era fonte di irritazione per la città di Cividale. La stessa Repubblica di Venezia, all'epoca, ostacolò la costruzione del castello alle porte di Cividale e i conti Valvason-Maniago non ebbero difficoltà alcuna a dimostrare che essa nasceva senza alcun scopo militare.